Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Grazie per essere con noi anche oggi. Oggi viaggeremo in Sicilia. Viaggeremo a conoscere il territorio, i prodotti, le sue eccellenze, anche storie molto particolari. E oggi avremo ospiti Giuseppe e Antonio La Placa, ci aspettano a Valle d'Olmo, siamo nel territorio di Palermo, ci racconteranno la loro storia, che è la storia dell'azienda di famiglia. Una storia che comincia negli anni '80 e che parla di prodotti del territorio. Avete mai sentito parlare di passato di pomodoro Siccagno? No? E allora dovete assolutamente rimanere con noi. Ed ancora racconteremo altre belle storie, come quella di Mario e Salvatore Zuccarello. Allora, ci spostiamo a Piazza Armerina, siamo nel territorio di Enna, sì, avete presente la Villa del Casale, patrimonio dell'UNESCO, e ancora la riserva di Rossomanno, il parco minerario Floristella. Noi visiteremo il territorio con 4 amiche. Sono Fiamma, Luna, Marisa e Fulvia. Chi sono? Sono 4 asinelle che appartengono proprio a Mario e Salvatore. Sì, racconteremo la storia della quercia e l'asino. Come vedete, come sempre ci piace scrivere un po', come dice il nostro mitico Francesco Caravello, in questa pagina bianca. Io compro siciliano, racconta identità, qualità e provenienza, racconta la Sicilia. E noi siamo ormai felici, è un punto fermo per tutti quanti i siciliani che vivono in Sicilia ma che vivono anche nel mondo. E quindi permettetemi, come ogni mattina, di dirvi grazie. Grazie 254.192 volte grazie. Grazie sempre e grazie ancora. Continuiamo a camminare velocemente. Ieri Francesco Caravello ha dato il via alla nuova stagione di Aperitivo Social. Il nostro appuntamento delle 18 parte una nuova stagione, quindi tutti i giorni alle 18 puntuali per anche qui conoscere le eccellenze. Ancora tante belle novità. La scorsa settimana, insieme a Francesco Caravello e gli altri 2 ideatori e fondatori di Io Compro Siciliano, Giuseppe Giorgiani e Davide Morici, abbiamo un po' presentato quello che è il piano di lavoro, il piano industriale, che verrà tra l'altro presentato ufficialmente alla stampa nazionale ed internazionale giorno 9 di ottobre. Abbiamo finalmente aperto il nostro grande marketplace del Made in Sicily, www.iocomprosiciliano.com. Sarà molto bello vedere, visitare, conoscere le aziende. Sono circa 50 le aziende all'interno del marketplace. Sono circa 2000 prodotti che raccontano in qualità non solo i territori, ma anche la nostra storia, perché troverete tanti artigiani e poi tante chicche, come le ricette che sono curate proprio dallo chef Mariano Carbonetti. Ieri era in live in questa prima puntata con Francesco Caravello, e Francesco Caravello appunto che presentano un po' tutta la Sicilia attraverso il racconto antropologico legato ai nostri piatti e quindi ai nostri prodotti. Noi signori siamo pronti, come sempre ringrazio in regia Paolo Gatto, ringrazio la redazione Marzia Monreale, ringrazio tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Signori, siamo pronti ad iniziare questo nuovo appuntamento. Vi stiamo portando nell'azienda agricola Cassaro, dove a Valle d'Olmo, nel territorio di Palermo, ci attendono Giuseppe e Antonio La Placa. Ed è buongiorno, benvenuti. Buongiorno Katiuska, buongiorno a tutti voi. Allora, Giuseppe e Antonio La Placa
sono due fratelli, perché l'azienda e la storia che vi raccontiamo oggi è una storia di famiglia, perché l'azienda agricola Cassaro nasce con papà Salvatore e siamo pressappoco negli anni '80. Volete raccontarci un po' questa storia? Sì, allora l'azienda nasce negli anni '80, appunto da Papa Salvatore, si è sempre dedicata alla coltivazione di cereali, colture erbacee. Poi negli anni, diciamo, abbiamo iniziato e poi intensificato successivamente la coltivazione del pomodoro, il pomodoro seccagno. Questo pomodoro è un pomodoro tipico del territorio perché il nostro territorio è un territorio particolarmente argilloso, calcareo e consente un'autoregolazione idrica del suolo e quindi anche le alte temperature permettono appunto alla pianta di crescere senza completamente l'apporto di acqua. Quindi, a parte questo, tutto ciò fa sì che non si usano nemmeno né infestanti né antiparassitari, infatti la pianta viene completamente coltivata solo attraverso lavori manuali, quindi con la rincalzatura del terreno, infatti è un duro lavoro, però poi la qualità paga. E al massimo viene messo dello zolfo naturale, quindi parliamo di un pomodoro che effettivamente cresce naturalmente, senza aiuti di infestanti e parassitari, con il sole praticamente. Con il sole a livello naturale. È il lavoro, è il duro lavoro, devo dire. Quindi poi abbiamo intensificato la coltura del pomodoro e siamo diventati negli anni tra i produttori più noti nel territorio. Poi crescendo noi due abbiamo insomma avanzato l'idea di fare qualcosa di più, quindi arrivare a portare questo prodotto, che comunque è già un'eccellenza, direttamente nella tavola dei consumatori. E quindi nel 2018, da un'idea così del 2018, nel 2019 è nato lo stabilimento per la trasformazione del pomodoro seccagno in passata di pomodoro e comunque trasformare anche le altre conserve, cioè le altre conserve derivate dal pomodoro. Senti, E quindi, Giuseppe, io mi fermo un attimo perché così anche agli amici magari si sono collegati solamente adesso. Allora, stiamo parlando della vostra azienda, è un'azienda familiare, un'azienda che nasce negli anni '80. C'è questo passaggio di testimone, noi parliamo sempre di quello che è il passaggio tra la tradizione e l'innovazione, quando c'è proprio il passaggio generazionale e poi è quello della modernizzazione, quindi quello che tu adesso ci stavi raccontando è anche un po' questo, cioè partire dalla tradizione, che parlare di questo prodotto tipico del territorio, perché così come diceva tuo fratello Antonio, è un prodotto che nasce e vive ed esiste grazie alla bellezza della terra, del sole, prodotto assolutamente naturale, quindi stiamo parlando di prodotti assolutamente naturali e quindi nasce questa idea, dicevi, nel 2018 che un po' quando diciamo no, ci sono i figlioli che partendo dalla tradizione cercano di portare la modernizzazione delle imprese. Giuseppe Antonio, però ci sono sicuramente il pomodoro siccagno, ma avete anche altra produzione, produzione di ortaggi in genere e so che tra l'altro avete anche produzione di legumi. esatto, sì, diciamo, allora, più che di un passaggio, diciamo, è stata una modernizzazione perché ancora adesso mio padre si occupa della cultura del pomodoro e quindi del trapianto, della raccolta e di quant'altro. Poi qua nello stabilimento viene fatta la trasformazione che parte da noi, insomma. Per quanto riguarda le altre colture, sì, comunque sia, produciamo le lenticchie sempre con metodi tradizionali, cioè metodi praticamente quasi impensabili ai giorni nostri, però per avere un prodotto comunque sia genuino e un prodotto buono è l'unico metodo che si può adottare, è quello. Lenticchie, fave e ceci per la maggior parte e poi comunque sia altri prodotti cerealicoli prevalentemente.
Ci sono dei saluti che vogliamo fare, Giuseppe e Antonio. Allora, Ida Stagnetta, buongiorno cara Katiuska. Un saluto a te, cara Ida. Noi ormai consideriamo Ida un gruppo, come dire, una parte integrante del gruppo e del team di Io Compro Siciliano, una grande sostenitrice. Lei è una siciliana che vive fuori, ma che sostiene anche da lontano e promuove la nostra terra siciliana con grandissimo slancio e grandissimo amore. Un bacio particolare a te, Ida. Amalia Lopinto, buongiorno a tutti, buongiorno Amalia. Abbiamo Maurizio Tumminia, dice buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. E io, visto che Maurizio Tumminia è un nostro caro amico e rappresenta un gruppo molto numeroso e artisti nostri amici, io saluto il nostro amico Maurizio e tutti gli amici di Artisti nostri amici. Ancora abbiamo Maria Rita Retagio, ciao Katiuska da Ficarazzi, Palermo, ciao cara Maria Rita. Saluto naturalmente tutti gli amici che mandano messaggi anche attraverso i video party, grazie per essere con noi e continuiamo a parlare con Giuseppe e Antonio La Placa. Siamo nell'azienda agricola Cassaro a Valle d'Olmo in provincia di Palermo, stiamo parlando di ortaggi, stiamo parlando di legumi, stiamo parlando tra l'altro di un prodotto eccezionale che è il pomodoro siccagno e della famosa passata di pomodoro siccagno appunto dell'azienda Castaro. Ma ragazzi, voi parlavate prima, sì? Voi parlavate prima di appunto la modernizzazione, c'è ancora in azienda Papà Salvatore e volevo chiedervi un prodotto che racconta il territorio e quindi quella che è la rete, noi spesso parliamo di rete, no? Cioè quella che è la presenza di un'azienda nel territorio. Voi in merito cosa ci raccontate? Appunto, il fatto è proprio quello, la tradizione, perché comunque la nostra passata di pomodoro nasce come un prodotto tradizionale perché abbiamo voluto ricreare un impianto che riproducesse fedelmente quello che è il lavoro fatto in casa. Quindi la tradizione appunto perché andiamo a fare un prodotto che si avvicina molto al tradizionale, però la modernizzazione perché rispetto ai tempi precedenti, che magari non c'era la possibilità appunto di uscire fuori da questi piccoli centri o comunque da un'azienda proprio prettamente a conduzione familiare, oggi cioè, abbiamo una grande opportunità, possibilità dai social, quindi attraverso i social, attraverso la rete, uscire fuori e portare in tutto il territorio nazionale e non possibilmente anche questi prodotti che sono delle eccellenze del territorio e che comunque sì, va bene per l'azienda che comunque esce fuori, ma è comunque un'ottima visibilità per tutto il territorio, quindi per tutte le aziende che ne fanno parte. E quindi E appunto la quindi comunicazione proprio sta in questo, cercare di trasmettere a tutti quelli che stanno fuori dal territorio proprio i valori e l'amore del territorio per far vedere proprio i prodotti che escono fuori. assolutamente, sono i prodotti che poi, sì, Antonio, dicevo, questi sono i prodotti che poi raccontano realmente la nostra Sicilia. E quindi quello che dicevi tu, Giuseppe, è questo. Allora, avete dei riferimenti? Vogliamo dare dei riferimenti agli amici che stanno seguendo la nostra diretta? E allora, al momento noi abbiamo iniziato già, perché diciamo il vero primo anno di produzione è questa, quindi già abbiamo iniziato a fare la rete commerciale, siamo presenti già in alcuni punti vendita a Palermo, sul Palermo, Catania e Messina, e comunque stiamo giorno dopo giorno cercando di ampliare la rete vendita. Poi siamo presenti su molti ristoranti, sulla ristorazione che hanno sposato i nostri prodotti e quindi a breve tantissimi ristoranti utilizzeranno i nostri prodotti a marchio Cassaro.
Quindi, che dire, intanto ringraziamo sicuramente la redazione di Mio Mondo Siciliano per averci dato questa possibilità. Insomma, abbiamo conosciuto persone fantastiche, quindi poi diciamo a tutti i Allora, c'è un consumatori che messaggio che arriva, c'è un messaggio che arriva proprio per voi e sì, dice Ida Stagnetta, bravi Giuseppe e Antonio, così si racconta un luogo con colori, sapori e odori. Grazie a voi. Quindi questo è un messaggio grazie, dedicato a voi. grazie, Il Faraone grazie. Palermo dice, buongiorno carissima amica, Katia Scuzza, che Giuseppe e Antonio altrettanto, quindi il saluto da parte del nostro Grazie mille. amico, ciao caro amico, grazie a Marta Rossi, buongiorno a tutti. Bene, noi vi ringraziamo perché sapete oggi dobbiamo viaggiare perché lasciamo Valle d'Olmo per spostarci a Piazza Armerina, siamo nel territorio di Enna perché ad attenderci abbiamo Fiamma, Luna, Marisa, Fulvia, sono 4 asinelle. Eh sì, perché la loro storia ce la racconterà Mario e Salvatore Zuccarello. A questo punto, Giuseppe e Antonio, potreste gentilmente avvicinarvi alla camera? Sì, certo. Ancora un po' di più, ancora un po' di più. Ecco, Adesso, carissimi Giuseppe e Antonio La Placa, dovreste ripetere con me. Io io compro siciliano. compro siciliano, ci piace. Grazie per essere stati con noi. Grazie Continuate a così voi. avanti tutta. Ciao, Grazie. Ciao. ciao. Un saluto a Giuseppe e Antonio La Plata e continuiamo a viaggiare. Ci spostiamo da Mario e Salvatore Zuccarello e siamo in una bellissima struttura che è il B&B La Quercia e l'Asino. Prego la regia, Paolo Gatto, di ecco qua, ma buongiorno, Buongiorno, benvenuti. buongiorno, grazie. Buongiorno a E tutti. guardate già che cornice meravigliosa. Ma io avevo detto che c'era Fiamma, Luna, Marisa e Fulvia che ci attendevano, ma non immaginavo che l'avremmo avuti con noi nel live. Sì, qui abbiamo Marisa in Ciao rappresentanza. Marisa! Abbiamo Marisa in rappresentanza delle altre asine. È vero. Allora, la quercia e l'asino. La vostra è una storia molto, molto bella, perché esattamente la tua è una storia che nasce da quando eri bambino, è proprio un sogno da bambino, perché tu quando eri piccolo sognavi una vita a contatto con gli animali, a contatto con la natura. Tu fai un percorso personale di studio, la tua laurea, e poi nel 2010 qui comincia un po' il racconto della vostra azienda e mi taccio a te la parola. Grazie Katiuska. Sì, avevo questo sogno che conservavo da quando avevo 8 anni. Abbiamo una campagna che dista poco da qui e venivo con i miei amici a raccogliere i frutti del bagolaro che noi a Piazza Armina chiamiamo mini cookie. Sono quei frutti senza polpa, con pochissima polpa e tutto seme, e poi giocavamo con la canna con la cerbottana per spararci. Allora scavalcavo, venivo in questa struttura qui, vedevo questo casolare antico molto bello e Poi sognavo è dell'800, giusto se non erro? esattamente, di fine 800. E quindi sognavo questa struttura, speravo che un giorno potesse diventare mia. Nel 2010, grazie agli sforzi di tutta la famiglia, di mio padre, di mio nonno, abbiamo avuto la possibilità di acquistarla e metter su quello che era la nostra idea di famiglia, appunto di dare ospitalità all'interno di una residenza comunque molto semplice, una residenza di campagna che permette appunto il contatto con intanto una famiglia normale siciliana e poi un contatto con la natura perché ci troviamo all'interno di un piccolo paradiso a 2 passi dal centro abitato. Da Voi lì fate poi tante cose molto particolari.
perché voi fate trekking con le vostre asinelle. Innanzitutto volevo fare una nota sugli asinelli. Allora, l'asinello è un animale delicatissimo, è un animale sensibilissimo, con davvero un amore verso gli altri, è proprio un animale molto amorevole. Questa è una cosa che tu racconti spesso durante le interviste. Voi avete iniziato, i lavori sono durati tanti anni, e avete iniziato però a fare delle cose molto belle quando si parla dell'esperienza, del tour dell'esperienza. Quindi avete iniziato a fare trekking con le vostre asinelle, naturalmente sulle asinelle soltanto quelle che erano il cibo che serviva per la visita del territorio, nulla di più, quindi una vera e propria passeggiata in questo territorio che dicevamo, vabbè, oltre alla grandiosa Villa del Casale, la riserva di Rossomanno, il parco minerario Floristelle, insomma questo trekking. E che cosa accade? Sì, l'idea nostra era quella di far conoscere il territorio che è poco conosciuto. Qui le persone, i turisti vengono per la Villa Romana del Casale. L'idea nostra è partita tutta da un articolo del Sole 24 Ore che diceva che in Italia conosciamo solamente il 10% dei beni che abbiamo a disposizione. È tutto partì da questo articolo letto qualche anno fa. Allora ho detto, in effetti è vero, perché noi abbiamo un patrimonio immenso, e allora partendo dagli ospiti che venivano per visitare appunto la villa, abbiamo messo su un'associazione insieme a degli archeologi professionisti, che appunto, con i quali appunto accompagniamo le persone, i turisti, a conoscere le bellezze del nostro territorio. Quindi abbiamo iniziato con dei trekking sia nel perimetro periurbano, come dicevi giustamente tu, che nel perimetro urbano. Quindi con i segreti di Piazza Armerina. E da lì, diciamo, poi è nata questo nel 2013, l'associazione è nata nel 2013, l'associazione Ciuchino on the Road. Nel 2015 poi è nata invece la realtà della Quercell'Asino, per dare appunto ricettività, per fare ricettività con i turisti. Gli ospiti che vengono... Salvatore, Prego. c'è un messaggio da parte di Ida Stagnetta che dice: un buongiorno a Salvatore e al nostro diacono Mario. La quercia e l'asino non è solo una struttura, è un luogo dove contiene un viaggio in sé. Quando si parte da lì, si parte obbligatoriamente trasformati. Ancora grande salvo da parte di Jennifer La Monica e un saluto da parte di Fausta in Travaglia. Dunque, stavamo parlando di esperienze, stavamo parlando appunto di viaggi, c'è questa grande voglia di raccontare un territorio, nasce quindi la quercia e l'asino. Ma a proposito di turismo, di territorio, di rete, c'è molta voglia di conoscere e vivere l'esperienza siciliana. Sì, diciamo che sì, intanto quello che proviamo a fare noi è appunto far vivere delle emozioni. Oggi si parla tantissimo di turismo emozionale, e quindi noi cerchiamo di far vivere delle emozioni che non hanno mai vissuto prima e che possono portarsi come bagaglio, quindi arricchiti, possono tornare arricchiti in casa loro. Quando abbiamo realizzato la struttura, abbiamo dato ad ogni stanza il nome delle nostre asine. Oltre a dare il nome delle nostre asine, ogni stanza, visto che era il sogno di quando ero bambino, la mia famiglia mi ha onorato di raccontare all'interno delle stanze la storia, diciamo tutti gli aspetti della mia vita. E quindi troviamo la stanza Fulvia che racconta il rapporto con l'amore, e la stanza Luna racconta il rapporto con gli animali, la stanza Marisa racconta il rapporto con la scuola, ero birichino,
E la stanza a fiamma racconta il rapporto con la mia famiglia di origine, e la camera Gino invece racconta un po', è il sunto di quello che è la mia vita fino ad oggi. E quindi è tutta arredata con materiale della mia famiglia, io non ho comprato assolutamente niente. All'interno si trovano delle installazioni che sono state realizzate dal maestro Enzo Germanà, che è un artista di Piazza Armerina che fa installazioni con materiale riciclato, quindi ha dato una seconda vita a delle cose che erano in disuso, messe da parte. Invece ad oggi invece sono degli elementi d'arredo molto molto interessanti, e per questo quando l'ospite viene qua proviamo a far, diciamo, attraversare, a farli viaggiare nella nostra vita. Abbiamo messo a disposizione, dico per esempio, le valigie di mio nonno che aveva quando fu prigioniero dei tedeschi in Grecia per 6 anni, piuttosto che la sua bicicletta, o le latte delle acciughe che mio nonno vendeva, l'altro mio nonno vendeva in un negozio di generi alimentari, che invece mi fanno da lampadario, per esempio. Meraviglia. Abbiamo... C'è un saluto, poc'anzi tu prima parlavi del maestro Germanà, questo messaggio è di Maria Germanà e dice complimenti. Chi è lei? È la figliuola? No, sono degli omonimi. Ah, ok. Dice complimenti a Salvatore e Mario per aver creato una struttura meravigliosa. Ancora, la taverna Umberto I dice complimenti Salvatore, un caro abbraccio. Ancora Ida dice lo slow turismo e la quercia e l'asino è slow arte. Ancora tanti complimenti arrivano per le meravigliose asinelle che sono protagoniste di questo racconto. Ma adesso volevo dirti, Salvatore, ma papà Mario... un attimino perché lo abbiamo sentito bene. Puoi ripetere per favore? Ma dicevo, ma papà Mario, ma riusciamo a scambiare solo un saluto? Perché secondo me, Mario, ciao caro, grazie per essere qui. Soprattutto lo sai perché, Mario? Perché parlo lentamente così arriva il messaggio. Perché hai messo su una bellissima famiglia ed un figlio straordinario. I figli sono la sintesi dell'educazione, quindi Mario, guarda un po' cosa hai messo su. Bisogna guardare tutto però, Sì, io vi ringrazio per questo servizio che voi state facendo, perché è un servizio non solo per noi, ma è un servizio per un'utilità che interessa l'intera Sicilia. Ecco, il motivo per cui io ho assecondato i desideri di Salvatore partono ancora prima degli 8 anni, perché quando la domenica andavamo in chiesa, lui all'età di 4 anni, invece di ascoltare la messa, si portava gli animaletti nei banchi, quindi figurati. per cui questa sua predisposizione l'ha portato proprio a quella laurea che l'ha visto a contatto con la natura e con gli animali. Ecco, il principio con cui mi sono mosso io e tutta la famiglia da cui provengo sono dei principi che hanno un riferimento alla identità, perché quando viene meno l'identità non possiamo parlare di appartenenza, e quando siamo sicuri di appartenere ad una precisa identità noi ci tuffiamo interamente nel progetto. Ecco, Salvatore mi ha coinvolto in questo perché io sono completamente diverso come orientamento da Salvatore, però conoscendo le qualità che potevano essere utili non solo a lui ma a tutta quella società che gravita su questo progetto, e quindi io in tutta la famiglia ci siamo interamente dedicati a portarlo avanti questo progetto. Ma la finalità pure di questo progetto è un altro. Ecco, abbiamo aderito a Io Compro Siciliano perché dobbiamo anche pensare non a combattere la globalizzazione buona,
ma a combattere quella globalizzazione che ci porta a distrarci dalla natura. Per cui noi nel nostro piccolo vogliamo essere una tessera per comporre questo mosaico che si chiama Io Compro Siciliano. Pertanto tutto questo ci porta a pensare che se noi siamo sicuri di appartenere a qualcosa di cui siamo convinti, produrremmo anche del lavoro, perché noi diamo la possibilità all'interno della nostra Sicilia di evitare che i giovani vadano verso il nord o all'estero e incominciano a lavorare, trasmettendo quei valori che io e tutta la mia famiglia abbiamo ricevuto per donarli ai figli e a tutti coloro che condividono questo progetto. Per cui non ci fermeremo qui, ma io penso che potremo andare ancora avanti con qualche altra iniziativa per essere vicini alla natura, per essere vicini a coloro che hanno bisogno, ma soprattutto per dare dignità all'uomo attraverso il lavoro. Mario, tu sei favoloso perché in questo tuo raccontare hai fatto venire fuori con grande forza quella che è l'identità e quella che è la provenienza. Noi ne parliamo spesso, ne parliamo tutti i giorni. Sentirsi protagonisti e protagonisti nel raccontare la nostra storia, che è una storia ricca, ricchissima, di arte, di cultura, di amore, di territorialità. Abbiamo veramente tanto da poter dare e soprattutto quello che adesso dicevi, Mario, la possibilità di dare ai nostri figli di costruire insieme qui in Sicilia. Quindi io ti ringrazio perché non sai quanto bene e quanto amore ho provato in questo tuo racconto. C'è ancora questo messaggio di Jennifer La Monica che dice: signor Mario, non solo persona meravigliosa, ma anche un grande papà. E poi c'è Pucci Fabio, dice Salvatore numero 1. Ancora Alessandra Fasanaro dice veramente un bellissimo posto, complimenti Salvatore. Quindi tanti complimenti arrivano per voi. Oriana Noto, complimenti Salvo. Alla fine i sacrifici vengono sempre ripagati e di questo io ne sono assolutamente certa. Io a questo punto vi volevo ringraziarvi, invito tutti gli amici a visitare la pagina B&B La Quercia e l'Asino, Piazza Armerina, un posto incantevole dove vivere esperienze straordinarie. Lì incontrerete proprio Salvatore e Papà Mario ad accogliervi con Fiamma, Luna, Marisa e Fulvia. Noi vi ringraziamo, ma adesso dovrei chiedervi per favore di avvicinare la camera. Ok, ci siamo. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diciamo per favore, gentili ospiti, potreste per favore ripetere con me? Io compro siciliano. Compro siciliano, ci piace. Grazie per essere stati con noi, grazie davvero. Raccontiamo. Catiuscia? Sì? Mi senti? Sì? Ecco, per darti un'ulteriore chicca, io faccio parte, sono il responsabile della Caritas diocesana e con la Caritas regionale è stato deciso di comprare tutto siciliano. Grazie Mario. Bene. Un bacio, un grande bacio. Già questo l'abbiamo fatto con le aziende siciliane. Ci piace. Grazie di cuore. Grazie a voi per il servizio. Grazie. Con me ci si vede domani alle 12, mi raccomando, oggi alle 18 aperitivo social. Continuate a vivere con quella che è la nostra forza e la nostra straordinaria insularità d'animo. Chiudiamo con il nostro video ufficiale ed istituzionale. Grazie a Paolo Gatto, grazie a Marzia Monreale della redazione, grazie Mario e Salvatore. Un bacio a voi.
Grazie. Ciao, Grazie, grazie, grazie. grazie.